Buonasera e bentornati a Pianeta Dilettanti, nuovo appuntamento assieme a Nicola Paolini perché parliamo nuovamente dell'Associazione Italiana Calciatori, lui è anche avvocato fiduciario. Bentornato. La scorsa puntata abbiamo parlato in particolare dell'associazione ma anche di quelle che sono naturalmente lo status giuridico del calciatore, quelle che sono anche gli inquadramenti normativi. Parliamo nel dettaglio delle tutele del calciatore non professionista in questa puntata con anche degli esempi, per esempio il diritto alla pratica sportiva di un calciatore dilettante. Buonasera, sì, per quanto riguarda le tutele, oltre alle tutele economiche, infatti ci sono anche altre tutele e altri diritti da parte dei calciatori. La tutela anche a praticare l'attività sportiva dilettantistica, in questo caso calcistica, prevista tra l'altro sempre e tutelata dalle NOIF, con l'articolo 91, che scrive praticamente che deve garantire al calciatore tesserato con la società di appartenenza lo svolgimento dell'attività sportiva, mettere a disposizione le strutture e quant'altro, in modo che sia data allo stesso calciatore la possibilità di svolgere l'attività e anche insomma, partecipare al campionato e quant'altro. Non è una cosa di poco conto questa, perché è capitato a volte che qualche calciatore venga estromesso, un po' allontanato, cosiddetta messo fuori rosa. Fuori rosa. O anche allenamenti solitari, mi dicevi, in solitaria? Anche allenamenti solitari. Allora, si inizia col fuori rosa, che non si può fare, chiariamolo subito. Una società sportiva dilettantistica non può decidere di mettere fuori rosa un calciatore quando ormai l'ha tesserato. C'è questa abitudine a volte di far allenare anche i calciatori, come hai detto te, separatamente, sì. Addirittura anche in strutture diverse, in orari diversi, eccetera. Però non si può fare nemmeno questo, perché è stato previsto, poi ci sono tante pronunce anche dei tribunali federali, in cui hanno chiarito che l'attività sportiva calcistica presuppone il fatto di giocare a calcio, quindi se io mi alleno separatamente in un'altra struttura e faccio solamente parte atletica, non sto giocando a calcio. C'è un protocollo d'intesa sottoscritto ormai nel 2004 tra l'AIC e la Lega Nazionale Dilettanti, all'epoca era presidente Tavecchio, in cui la Lega e l'associazione sottoscrivono questo patto in cui dicono che non si può estromettere i calciatori e bisogna fare allenare. È anche vero che questo protocollo poi non indica una sanzione, quindi da questo punto di vista l'unica cosa che si può fare è un deferimento. Il deferimento si fa alla Procura Federale, che è l'organo a tutela insomma, di colui che fa la cosiddetta in questo caso denuncia o richiamo, segnalazione, e deve fare poi le indagini e verificare se effettivamente la società, come si è comportata, eccetera. A seguito delle indagini della Procura Federale ci sarà un primo comunicato che sarà la conclusione delle indagini e poi il cosiddetto deferimento. Il deferimento il Presidente potrebbe rischiare, non so, un'inibizione, un'ammenda, quello è l'unico iter. Però questa è un'altra tutela che i calciatori e gli atleti devono sapere, in modo che in qualche modo non devono rimanere passivi qualora una società dica beh tu sei fuori rosa, no? Certo. È una cosa che non andrebbe fatta e non si potrebbe fare. Parliamo anche di giustizia sportiva e di come un calciatore magari dopo una squalifica può tutelarsi, può difendersi. Può assolutamente difendersi. Allora vabbè, per quanto riguarda le squalifiche solitamente ci si difende per delle sanzioni o a tempo molto lunghe o a giornate, ma con parecchie giornate di squalifica. Può sicuramente difendersi impugnando il comunicato del giudice sportivo e in questo caso l'organo competente è la Corte Sportiva d'Appello, che per i campionati
regionali c'è la Corte Sportiva d'Appello territoriale, per i campionati nazionali c'è la Corte Sportiva d'Appello nazionale, perché tutto ciò che è all'interno dell'attività sportiva proprio c'è la Corte Sportiva d'Appello, mentre per tutto ciò che riguarda la parte del deferimento, ad esempio le controversie economiche o le controversie dei tesseramenti, invece c'è il Tribunale federale, che in questo caso è sia il Tribunale federale territoriale che il Tribunale federale nazionale. Quindi abbiamo la Corte sportiva per quanto riguarda tutta la questione sportiva di campo, e mentre il Tribunale, che è l'organo giudicante per tutti gli aspetti, sono 3 sezioni, che sono le sezioni tesseramenti, la sezione economica e la sezione disciplinare. Anche sui tesseramenti c'è parecchio, ecco, un'altra tutela è anche sul tesseramento il fatto della mancata convocazione. Sì. Il cosiddetto calciatore che è vincolato fino ai 25 anni e non viene convocato dalla società potrebbe a sua volta chiedere lo svincolo per ex articolo 109 delle NOIF perché la società non lo ha convocato e non ha mandato le raccomandate solite anche per chiamarlo a visita, eccetera, e in questo caso si chiede lo svincolo, il comitato regionale a seconda delle motivazioni del ricorso concede lo svincolo oppure no, e questo viene impugnato ad esempio al Tribunale federale nazionale sezione tesseramenti. Quindi è un po' la parte amministrativa, c'è il Tribunale, la parte sportiva invece è la Corte Sportiva. Se un calciatore si trova in queste difficoltà, trova supporto nell'AIC? Trova assolutamente supporto nell'AIC. L'AIC mette a disposizione degli avvocati fiduciari, tra cui nazionali anche, tra cui il sottoscritto è uno di questi, sì. E l'AIC garantisce tra l'altro le tutele e le difese in forma gratuita a tutti gli associati, quindi qualsiasi difesa anche nel Tribunale Federale Nazionale, anche a Roma, è garantita dall'AIC purché il calciatore sia naturalmente associato. Poi c'è la tutela medico-sportiva, quindi l'idoneità sportiva, l'assicurazione obbligatoria per i calciatori dilettanti con l'iscrizione al campionato. Anche questi sono dati importanti per un calciatore e per le società stesse. Sì, perché nella quota di iscrizione, diciamo, che la società paga per ogni suo tesserato c'è anche una parte destinata al premio assicurativo, che ad oggi, per quanto riguarda il settore giovanile scolastico, il broker è ancora la Mars, la compagnia assicurativa Mars, mentre per tutti i calciatori dilettanti c'è la ON, ed è bene che insomma, sia la società che anche i calciatori sappiano che qualsiasi tipo di infortunio, che possa capitare anche in allenamento, non solo durante le partite, si può aprire un sinistro, c'è un sito dove ci sono anche indicate tutte le sintesi della premialità, delle sintesi delle condizioni anche di pagamento degli infortuni, tutte le tabelle, che è il sito AON, Lega Nazionale Dilettanti o Lega Nazionale Dilettanti AON, esattamente, quello che stanno mostrando in questo momento, e lì addirittura si può anche procedere con la denuncia online, oppure si apre tramite raccomandata, in cui uno ha le proprie password, si crea la propria user e può seguire anche tutto il sinistro automaticamente. Naturalmente deve esserci un certificato anche che la società dichiara che il calciatore si è fatto male o durante l'allenamento, però è una tutela enorme anche per tutti i calciatori. Purtroppo i premi non sono altissimi, ma anche perché il pagamento da parte della società di quella quota parte, che non ricordo quant'è, però sono pochi euro, viene destinata, quindi, però l'assicurazione c'è, è bene saperlo, e non deve esserci il timore di aprire il sinistro. Anche in questo caso l'Associazione Italiana dei Calciatori segue gratuitamente tutto l'iter dall'apertura del sinistro fino alla liquidazione dello stesso con i legali fiduciari dell'AIC, che solitamente si contatta un po' la sede centrale, poi vengono smistati in base alle zone. Il nord solitamente capita quasi tutto il sottoscritto, quindi i sinistri capiteranno. Quindi trovate Nicola Paolini. Esatto, perché tanti si trovano di fronte a questo portale un po' difficile da utilizzare, ma anche le società lo fanno volentieri, aiuto anche le società poi per favorirle anche nella liquidazione e nel depositare tutta la documentazione, perché ci sono casi particolari da sapere in cui le fatture vanno emesse, vanno ad esempio prodotte
nei 3 mesi prima, nei 3 mesi dopo del sinistro, cioè ci sono tante particolarità che magari ti evitano poi di avere il pagamento del sinistro. Senti, abbiamo parlato di tutele, ma parliamo anche di responsabilità del calciatore dilettante. Quali devono essere? Beh, la responsabilità del calciatore è quella di di rispondere alle convocazioni, di insomma, adempiere a ciò che è l'accordo e il tesseramento. È chiaro che dal punto di vista dilettantistico regionale, qualora il calciatore non adempia, anche lì ci potrebbe essere la denuncia della Procura federale alla Procura federale da parte della società, in questo caso contro il calciatore. Nel caso invece dei dilettanti nazionali potrebbe esserci anche la società che impugna anche l'accordo economico, ad esempio, e dice non ti devo più pagare perché per questo periodo non ti sei presentato in maniera ingiustificata, rischiando anche lì una denuncia della Procura federale. Quindi fondamentalmente è l'adempimento di ciò che è la prestazione sportiva per il quale il calciatore si obbliga a dare alla società quando si tessera con la stessa. Io ringrazio Nicola Paolini per essere stato in nostra compagnia, avvocato fiduciario della EC e anche delegato regionale, nonché ancora calciatore, nonostante l'età. Per quest'anno sì, mi diverto ancora a scendere in campo, quindi raramente però. Ecco, quindi lo vedete raramente anche alla San Giorgina. Grazie Nicola per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, buona serata. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Pianeta Dilettanti, buona serata. Qua meglio, no?